Ok, carissimi, buongiorno a tutti. Possiamo alzarci in piedi per cominciare il nostro culto? E io ti invito ad aprire la parola di Dio, condividere qualche versetto per introdurre il tema che noi mediteremo stamattina. Galati capitolo 5, versetto 16. Galati 5,16 dice così: io dico camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto ai desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste, ma se siete guidati dallo Spirito non siete sotto la legge. Questo testo è inserito in una lettera molto interessante. Io credo che questa sia la lettera più dura che l'Apostolo Paolo ha scritto alle chiese, ok? È una chiesa che aveva cominciato con la libertà, con la grazia, con l'amore fraterno, ok? Col sostegno reciproco, ma piano piano erano entrati in una logica di legge, di regole, ok? E l'Apostolo Paolo qua dà una bruttissima notizia alla Chiesa. Gli dice: guardate che se in voi non c'è una lotta tra la carne e lo spirito, voi siete già schiavi della carne. E noi dobbiamo imparare da queste parole di Paolo, perché l'Apostolo Paolo dice: camminate per lo spirito, camminate per lo spirito. Stamattina mentre venivamo qua in macchina con mia moglie e mia figlia, ragionavamo proprio su questo tema, no? Ossia il risultato della domenica, quello che noi facciamo la domenica, la dimensione della nostra adorazione dipende da un cammino che noi abbiamo fatto durante tutta la settimana. Se noi camminiamo con Cristo durante la settimana, arrivare ad adorare il Signore è una conseguenza, è un risultato, ok? E ci vuole veramente perseveranza per camminare con il nostro Signore. E l'Apostolo Paolo dice: camminate per lo Spirito e non adempirete ai desideri della carne. E l'altra cattiva notizia è questa: che dentro di te c'è sempre una belva famata di peccato. Fino a che tu morirai, la tua carne ti proporrà di fare delle cose diverse da quelle che Dio vuole. Allora ti posso dare un consiglio per cominciare a questo culto: diffida delle imitazioni, ok? Cristiani che dicono il peccato è una cosa bruttissima è una grande bugia. Il peccato è la cosa più bella e più affascinante di questo mondo, ok? Però c'è una cosa, che c'è qualcosa di più affascinante, che è il camminare col Signore. Ed è questo che noi dobbiamo capire. Se io non sento pulsione verso il peccato, possono essere due situazioni: o sono già morto oppure sono un angelo. Non so quale delle due sarà la verità. Ma se tu stai lottando contro il peccato, significa che sei un figlio di Dio che ha la possibilità di camminare attraverso lo Spirito. Due brutte notizie, ma la terza è la più bella di tutte. Dio è dentro di te attraverso lo Spirito. Quel Dio onnipotente, quel Dio onnipresente, quel Dio onnisciente che tu conosci si è abbassato fino al nostro livello, ha scelto di abitare nel mio cuore, nel tuo cuore, e attraverso questo Spirito Santo noi possiamo fare cose straordinarie. Camminare per lo Spirito significa dire no al peccato con autorità, dire no al diavolo con autorità, no al mondo con autorità. Perché? Perché colui che ha vinto la morte abita dentro di noi. Sto già predicando.
gloria a Dio per questo. E io vorrei cominciare questo culto con questo spirito, ringraziando Dio perché Lui ha messo questo Spirito Santo dentro di noi, la presenza di Dio dentro di noi. In questi giorni dicevo al Signore, io posso fare tante cose per Te, lavorare per Te, impegnarmi nel ministero, ma la cosa che io voglio e la cosa più importante per me è sperimentare la Tua presenza nella mia vita. E io voglio passare tempo con Te. Cari fratelli e sorelle, amici che siete qua, per camminare con lo Spirito bisogna passare tempo con Dio, capire i Suoi pensieri e cominciare a agire come Lui pensa sia giusto, non come quello che io penso sia giusto. Amen, Chiesa? Possiamo pregare che il Signore possa darci questa consapevolezza questa mattina. Signore nostro Dio, io, Signore, ti ringrazio perché, Padre, c'è qualcosa di molto più affascinante del peccato, che sei Tu, Signore. E quando noi entriamo nella Tua presenza, Signore, noi vediamo le cose da un altro punto di vista. Noi vediamo le prove, questa sembra una pazzia per gli esseri umani. Vediamo le prove della vita come un privilegio, perché sappiamo che dopo le prove c'è la crescita, Signore. Vediamo i nostri nemici come uno strumento che Tu usi per cambiare, trasformare, modificare il nostro carattere, Signore. Grazie anche per questa esperienza. Vediamo le difficoltà della vita, Signore, come un'occasione di vederti all'opera. Questo è camminare con lo Spirito. Signore, io ti ringrazio perché la Tua Chiesa, Signore, è qua riunita stamattina, pronta ad ascoltare la Tua parola, Signore. Ti chiedo che il Tuo Spirito, Signore, possa riempire questa sala di culto. E io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù anche di spazzare via di spezzare ogni catena spirituale, Signore, che c'è qua stamattina. E quelle che il diavolo cerca di mettere su di noi ogni giorno. E Signore, se qualcuno è entrato qua disturbato spiritualmente, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù di cacciare via quello spirito demoniaco e di lasciare che lo Spirito Santo di Dio costruisca un pensiero nuovo, un cuore nuovo, una vita nuova. Io ti ringrazio, Padre, per questo, perché questo tempo prezioso insieme, Signore, è un tempo in cui noi vogliamo incontrarti personalmente. Che ogni cuore, Signore, sia pronto a fare un cambiamento radicale nella propria vita questa mattina. Io te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di sederti, io ti chiedo di girarti, di salutare il tuo fratello, di dargli una parola di benedizione, anche se ha la mascherina, non importa. Ok? Siamo una comunità e la comunità mette in comune anche i saluti. Dio ti benedica. Dio vi benedica. Amen. Noi vogliamo continuare ancora in piedi, vogliamo lodare il Signore, vogliamo riconoscere che solo Lui è degno di lode e adorazione. E qui è l'invito in Salmi 134. Ecco, benedite il Signore voi tutti che state nella casa del Signore durante la mattina. Alzate le vostre mani verso il santuario e benedite il Signore. Il Signore ti benedica, Egli che ha fatto il cielo e la terra. Lodate il Signore perché il Signore è buono, e salmeggiate il suo nome perché è amabile. Amen? Possiamo lodare il Signore. L'unica ragione della lode. Cantiamo. Sei tu l'unica ragione dell'adorazione, oh Gesù. Sei tu la mia vera ragione.
la tua salvezza mi ha donato. Oggi ho gioia nel mio cuore, come un canto ti loderò. Io ti loderò, ti glorificherò. Io ti loderò, caro Gesù. Io ti loderò la Chiesa. Io ti loderò, ti glorificherò. Ancora io ti loderò la Chiesa. Gesù, Tutti insieme. io ti loderò, ti glorificherò. Io ti loderò, caro Gesù. Tutto il tempo, Signore. Tutto il tempo ti loderò. Tutto il tempo ti adorerò. Tutto il tempo ti loderò. Tutto il tempo ti adorerò. Io ti loderò, ti glorificherò. Io ti loderò, caro Gesù. Per finire, Io ti loderò, ti glorificherò. Io ti loderò, caro Gesù. gloria al tuo nome, Signore. La gioia nel Signore è la forza del suo popolo. Noi vogliamo rallegrarci nella sua presenza. Amen. Cantiamo. Tu sei la mia gioia, tu sei la mia pace, tu sei la fonte inesauribile di allegria, tu sei rifugio nella tempesta, tu sei la forza che sostiene la mia vita. Oggi dichiariamo che tutta la terra sarà piena della gloria tua, Signor del Signore, che apri i mari, sei Dio di tutta la creazione. Tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amor, hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Tu sei la mia gioia, tu sei la mia pace, tu sei la fonte inesauribile di allegria. Tu puoi dire. Tu sei rifugio nella tempesta, tu sei la forza che sostiene la mia vita. Oggi dichiariamo che tutta la terra sarà piena della gloria tua, Signor del Signore, che apri il mare, sei Dio di tutta la creazione. Tu nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amor, hai lavato i nostri cuori, hai
lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Grazie. Che meraviglioso che quando noi possiamo dire il Signore è la nostra forza, la nostra gioia. Sono sicura che tutto questo possiamo dire e confidare nel Signore quando noi crediamo veramente a queste parole che Lui dice così: venite a me, tutti voi che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete il riposo alle anime vostre. Questo è il nostro Gesù. Questo è il nostro Gesù che ogni giorno porta il peso per noi, che è con noi, anche se molte volte noi ci dimentichiamo che Lui è lì, vero? Ma il Signore è sempre con noi, il Signore è sempre pronto a portare i nostri pesi, a darci la mano. Vieni qua. E tu puoi adesso dichiarare il tuo amore per il Signore e dire: Signore, non basta l'eternità per amare, per lodarti, per riconoscere che solo tu sei degno. Cantiamo insieme? Mio Gesù, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò.
Grazie Signore, grazie per il tuo amore per noi Signore, grazie Signore che è per questo che siamo qui oggi Signore, per il tuo amore manifesto Signore tramite il tuo Figlio Spirito Santo, per il tuo Figlio Gesù Signore, e attraverso il tuo Spirito Signore noi possiamo provare Signore di questo amore, della cura che tu hai per le nostre vite Signore ogni giorno Signore. Grazie Padre, benedice la tua Chiesa Signore in questo giorno e parla al nostro cuore Signore. Ora la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci ha dato. Amen. Riusciamo a provare di questo amore tramite la presenza del suo Spirito nelle nostre vite. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua. Cantiamo. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Cantiamo. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua. Solo con te Signore. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Vieni Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te.
la parola di Dio è la storia dell'esperienza di uomini che hanno camminato con Dio. Ossia la parola di Dio ci racconta un sacco di esperienze di questi grandi uomini che hanno camminato con Dio, e ce ne sono alcuni che hanno cominciato molto bene per finire molto male, e ce ne sono, grazie a Dio, anche di storie che sono cominciate molto male e sono finite molto bene. Questo è il caso, per esempio, di un grande uomo di Dio che ha sofferto tantissimo nella sua vita, ha cominciato molto male, ma per la grazia di Dio lui ha finito la sua corsa bene. Sto parlando della vita di Giacobbe, ok? E io vorrei proprio meditare con voi questa mattina su questo tema della vita di Giacobbe, e vedremo che ci sono delle tappe nella vita di Giacobbe che ci raccontano il suo cammino con lo Spirito, ok? Ci sono delle tappe che sono dei luoghi fisici veri e propri dove lui è andato. In realtà non sono 3 ma sono 2, perché lui è partito, poi è andato in un altro posto, poi è tornato là, e mi viene in mente quando c'è quel detto, no? Anche qua in Italia, non so negli altri paesi del mondo, che l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, no? Lui è tornato là per imparare qualcosa di nuovo, ossia lui è partito molto male, ha ucciso la vita dello Spirito in lui, ma Dio ha lavorato con lui per lungo tempo, e quando è tornato era un uomo completamente trasformato dallo Spirito Santo, ok? Quindi noi vogliamo studiare questa mattina questo tema che sicuramente ci aiuterà nel nostro cammino con Dio, ok? Chiudi i tuoi occhi e comincia a pregare che il Signore ti possa parlare e che possa darti quel cibo spirituale per la tua anima questa mattina. Nostro Dio, il tuo Spirito, Signore, è presente in mezzo a noi. Grazie, Padre, perché possiamo veramente percepire che tu vuoi lavorare con noi, vuoi camminare con noi. E quanti altri passi noi dobbiamo fare per assomigliare al tuo Figlio Gesù. La storia non è mai finita, ma questa mattina, Signore, possiamo farne un altro passo più vicino a te. Aiutaci ad avere le orecchie aperte e il cuore disposto. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora partiamo col significato del nome Giacobbe. Chi studia un pochino la parola di Dio, il nome Giacobbe sa che significa ingannatore o soppiantatore. E la sua storia, la sua vita è una storia che è cominciata veramente con degli inganni, no? Lui era il secondogenito, non aveva la primogenitura, e questo gli rodeva profondamente il cuore, ok? Chi aveva la primogenitura era un'altra persona, che era suo fratello Esaù, che però era un uomo carnale e che pensava che la primogenitura fosse una cosa da nulla, che non servisse. E quindi Giacobbe che cosa ha fatto? Ha manipolato una situazione, chi si ricorda la storia di Giacobbe, in modo da ottenere la primogenitura, ossia, in poche parole, è riuscito a comprare la sua primogenitura di Esaù attraverso una minestra di lenticchie, ok? Però per fare questo che cosa ha fatto? Ha ingannato il papà, ha ingannato il fratello, e a un certo punto della sua vita ovviamente il fratello ha dato i numeri, perché era una persona veramente carnale e voleva uccidere suo fratello Giacobbe, quindi lui scappa per non essere ucciso e scappa per andare via distante dalla situazione che lui stesso aveva creato. E ci sono 3 tappe che noi considereremo in questa storia, no? Che lui ha, questa storia di trasformazione, di cammino con lo Spirito di Dio. E la prima tappa è una città, un luogo, in realtà non era una città ma un luogo deserto, che si chiamava Bet-El, ok? La parola Bet-El è formata da 2 parole nell'ebraico antico, la parola Bet, che vuol dire casa, El vuol dire Dio Altissimo, ossia se noi mettiamo insieme le 2 cose significa la casa del Dio Altissimo, ok? E questo è il primo luogo dove si fermò quando stava scappando da suo fratello Esaù. E vediamo la storia come comincia in questo momento. E dice così: quando Giacobbe si svegliò, lui aveva già dormito all'aperto in quel luogo, e dice: quando Giacobbe si svegliò dal sonno disse:
Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio, ossia Betel. E questa è la porta del cielo. Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Allora, com'era cominciata la storia di Giacobbe, della sua primogenitura? Attraverso una manipolazione di padre e di fratello, ossia aveva cambiato, aveva manipolato, aveva fatto in modo di rubare quella primogenitura al suo fratello Esaù, e lui viveva i rapporti umani in questo modo, manipolando le situazioni, manipolando le persone, manipolando le personalità degli altri. E la cosa interessante è che la prima tappa che lui fa in questo luogo dove lui dorme per poi fuggire lontano dalla sua casa si chiama Betel. Lui la chiama Betel, ossia la casa di Dio. E quando lui si sveglia riconosce che Dio l'ha visitato durante la notte, lui ha fatto un sogno e Dio gli ha mostrato delle realtà spirituali incredibili. Andate a leggere quando siete a casa tutto il capitolo, ma quello che lui fa subito dopo quando si sveglia è una cosa scioccante. Okay? Non so se avete letto bene insieme a me quello che lui fa e soprattutto quello che lui dice. La prima cosa che lui fa è fa una preghiera a Dio, che è una preghiera, che è una formula manipolatoria nei confronti di Dio, che è terribile. Non so se avete letto che ci sono 3 volte ripetuta una parola in quel testo, e dice la parola se. Se tu mi dai questo, se tu mi dai l'altro, se tu mi fai per me tutto questo, allora tu sarai il mio Dio. Ossia, Giacobbe portava nel suo rapporto con Dio quello che lui era in realtà dentro, ossia un Dio a condizione, un Dio rompe il vetro quando mi serve, un Dio che mi serve a me piuttosto che io servo a lui. E la cosa interessante è che lui prende questa pietra dove aveva riposato, dove aveva dormito, che era una pietra probabilmente di dimensioni piccole, l'aveva usata come capezzale, ok? E dice: io ungo questa pietra, riconosco che questa pietra è la casa di Dio e questa casa sarà consacrata al Signore. Ossia, guardate cosa c'era nella mentalità di Giacobbe. Primo punto, lui voleva un Dio che fosse al suo servizio a condizione, e la seconda cosa, voleva un Dio che lo facesse riposare con sonni tranquilli. La cosa terribile è che quella pietra rappresentava la dimensione del Dio che lui aveva. Ossia, era quella la casa di Dio. Dio doveva stare in quella pietra, era piccolo così. Allora la prima domanda che voglio farti questa mattina è: quanto è grande la dimensione del tuo Dio? Pastore, il mio Dio è grande, è enorme, onnipotente, onnipresente, onnisciente. Sì, ma sono sicuro di una cosa, che tante volte noi come Giacobbe vogliamo un Dio che ci faccia dormire sonni tranquilli. E sapete una cosa, se tu hai un Dio veramente grande come tu hai, ogni tanto il Signore ti sveglia di notte, ti disturba di notte, perché tu possa pregare per tante cose, perché tu possa leggere la parola di Dio. Ti è mai capitato che Dio alle 3 di notte ti sveglia e dice: prega per quella persona, intercedi per quest'altro, vieni qua e metti le tue ginocchia per terra perché c'è bisogno del tuo intervento spirituale? Ti è mai capitato? Ma noi vogliamo un Dio che ci dia una buona posizione economica, un Dio che ci dà la salute, un Dio che ci dà una famiglia perfetta, un Dio che ci serva al momento della necessità, rompere il vetro in caso di bisogno. Questo a volte è il nostro Dio. E il Signore dice: questa è la tua Betel, questa è la tua casa di Dio, però il tuo Dio di questa dimensione qua. E questo Dio non può intervenire nella tua vita in modo potente, grande, fino a che tu non consideri veramente chi io sono nella tua vita. E Dio ci disturba, sì.
Dio ci dà a volte di quelle scintille nella vita spirituale e a volte noi non reagiamo bene, è come se Dio girasse la chiave della nostra macchina e a volte la batteria fosse andata, fosse spenta, ma il Signore dice vai in moto perché c'è tanto bisogno che io ho bisogno di te per fare dei servizi per il mio regno. Posso chiederti una cosa? Cosa stai facendo per la crescita del regno di Cristo? È interessante che quando uno ragiona con la mente di Cristo come servo di Dio, non ha tempo di vedere i difetti delle cose, perché ha solo tempo per guardare le necessità di quelle persone che gli stanno attorno. Giacobbe aveva cominciato la sua storia come una persona esigente con la sua famiglia, esigente con Dio, esigente con tutto, ma tranne con se stesso. Voglio tutto e Dio voglio che faccia questo per me e sarà il mio Dio soltanto nel momento in cui farà quello che gli dico io. Vi sembra che qualche volta rappresenti la nostra vita questo? Sì o no? O solo a me? Questo a volte è il rapporto che noi abbiamo con Dio. E sapete, dopo questa preghiera, Giacobbe è partito, e chi conosce un pochino la storia, ma vatela a leggere, è veramente bellissima questa storia, e drammatica allo stesso tempo, lui parte, va a casa di uno zio che si chiama Labano. E Labano ogni giorno faceva le sue labanate. Quel personaggio che era scappato dalla sua casa e aveva ingannato il papà, aveva ingannato il fratello, ogni giorno per 20 anni viene ingannato, viene ferito emozionalmente, gli viene reso una vita totalmente instabile e per 20 anni, se tu leggi la parola di Dio andando fino al capitolo che adesso vedremo, per 20 anni lui non ascolta la parola di Dio, non sente la voce di Dio. Ossia ci sono persone che sono talmente esigenti con Dio che non sentono più, non sperimentano più la presenza di Dio. Perché? Perché non stanno imparando a camminare con lo Spirito. Pastore, ma io leggo la Bibbia tutti i giorni. Questo non è sentire la voce di Dio. Posso dirti una cosa, quando io sento la voce di Dio, e non sempre succede, ok? Ma io cerco di camminare ogni giorno di più vicino al Signore. Quando io sento la voce di Dio, la prima cosa che succede è che io rimango emozionato, colpito profondamente. Quante volte, quando Dio mi parlava, mi sono emozionato, ho cominciato a piangere, ho detto Signore, è questo che tu pensi di questa situazione? È questo che tu dici con la tua parola? Quando è l'ultima volta che aprendo la Bibbia hai letto un testo e hai cominciato a piangere per quello che Dio ti diceva? Quando è l'ultima volta che tu hai guardato una persona consapevole che quella persona, tu gli parli di Dio ma non vuole sapere di Dio e tu vedi il futuro e il destino di quella persona andando all'inferno, perché questo è quello che succede quando una persona non accetta e riceve Cristo come personale Salvatore e Signore, e tu ti emozioni perché dici Signore, quella persona non si pentirà, quella persona non verrà in cielo con me. È questo che lo Spirito Santo ti comunica quando tu sei in comunione profonda con Dio. Questo è sentire la voce di Dio. Ossia il tuo cuore batte insieme al cuore del Signore. Quante volte ho detto Signore, ho letto la parola di Dio oggi, ma non ho sentito la tua voce. Io voglio rimanere qua finché io non ti ascolto. E finché non succede qualcosa nel mio cuore, io rimango lì nella presenza del Signore. Amen, Chiesa. Questo uomo era un uomo insensibile alla parola del Signore. Insensibile. C'è una bruttissima malattia nel mondo spirituale, che è anche una malattia nel mondo fisico, che si chiama lebbra. La lebbra rende insensibile la pelle, la carne a qualsiasi dolore. La lebbra spirituale è quella che impedisce alla parola di Dio di penetrare nel profondo del cuore.
Giacobbe era un lebbroso spirituale che aveva un Dio di una dimensione di una scatola di fiammiferi e che voleva Dio al suo servizio. Questo è l'inizio della sua storia. E per 20 anni lui è stato ingannato, è stato defraudato, è stato manipolato da suo zio. E quando lui finalmente, dopo 20 anni, stai attento cosa ti dico adesso, perché adesso leggeremo il secondo testo. Dopo 20 anni lui aveva realizzato tutti i sogni della sua vita, ma gli mancava qualcosa. Allora lui torna, dopo 20 anni che non ascoltava la parola di Dio, che non sentiva la presenza di Dio, torna nella sua terra perché Dio gli dice adesso è il momento che tu torni. Allora lui torna e nel momento in cui lui torna si rende conto che tutto quello che aveva, ossia 11 figli, 4 mogli, pieno di soldi, greggi a non finire, perché quella era la ricchezza dell'antichità, non c'era il denaro fisico, ok? Ma gli mancava qualche cosa. Andiamo a leggere il secondo testo biblico, per favore. E lui capita in un posto che si chiama Peniel, ok? Vi ricordate cosa vuol dire la parola Bet-El? Casa di Dio. Adesso lui capita, dopo 20 anni, torna verso la sua terra e si ferma in un posto che si chiama Peniel, che vuol dire faccia di Dio o Dio faccia a faccia. Guarda che messaggio che ci dà la parola di Dio. Perché noi possiamo cominciare a camminare nello Spirito, noi la prima cosa che dobbiamo fare, è il primo passo di una vera e propria conversione, è il primo passo di un vero cammino con Dio, è andare a Peniel, ossia vedere Dio faccia a faccia. Io posso sentire parlare di Dio per tutta la vita, ma non conosco Dio personalmente. E questo è il dramma di tanti che si dicono cristiani. Ossia, hai conosciuto Dio faccia a faccia? Sei caduto per terra quando tu hai visto il tuo peccato? Hai detto, Signore, sono destinato all'inferno? Quante volte io chiedo nel mio ufficio, quando faccio i colloqui con le persone, e dico, c'è stato un momento in cui tu ti sei reso conto che andavi all'inferno? Sembra che io parli una lingua aliena, ok? Aliena. C'è un momento in cui, cari miei, quando noi incontriamo Dio faccia a faccia e ci rendiamo conto che andiamo all'inferno, perché facciamo la differenza tra quello che Lui è e quello che noi siamo, e noi ci rendiamo conto che siamo totalmente tenebrosi. Tu hai la tua parte tenebrosa? Sì o no? Quando ho detto prima che il peccato è una cosa piacevole, ho visto delle facce un po' strane. Per l'essere umano, perché secondo voi il diavolo ha tentato Gesù? Perché secondo voi il diavolo ha tentato Gesù? Perché sapeva che c'era una possibilità che Gesù cadeva. Sì o no? Sto dicendo delle eresie bibliche. Gente, stamattina caffè, ok? Tutto tranquillo? Ci ha provato perfino con Gesù il diavolo. Perché? Perché sapeva che Gesù poteva, c'era una possibilità che lui cadesse. Ok? E quindi io e te dentro siamo profondamente peccatori, molto rispetto a qualsiasi altra realtà spirituale. E quando Giacobbe si è reso conto di aver visto Dio faccia a faccia, vediamo che cosa succede. Dice così in questo testo. Peniel, quella notte si alzò, prese le sue 2 mogli, le sue 2 serve, i suoi 11 figli e passò il guado dello Yabok. Interessante questa parola Yabok, che significa depressione, ok? Lui ha passato una specie di depressione spirituale, è andato con Dio faccia a faccia. Li prese, fece loro passare il torrente e lo fece passare tutto quello che possedeva. Giacobbe rimase solo con un uomo e lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca fu slogata. E mentre quello lottava con lui, e l'uomo gli disse: lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Allora domanda: Giacobbe aveva realizzato tutti i suoi sogni fino a quel momento? Sì o no? Sì.
tutti. Dice che qua aveva 11 figli, la ricchezza dell'antichità erano i figli, ok? 11 figli, 4 mogli, ricchissimo. Tutto quello che lui aveva desiderato nella vita prima di partire l'aveva realizzato, ma finalmente trova Dio, lo vede faccia a faccia, Dio comincia a manifestarsi con lui e guarda la scena qua, ok? Giacobbe gli dice: Signore, io non ti lascerò andare finché tu non mi hai benedetto. Allora voglio farti una domanda, perché questo rappresenta bene la realtà di tanti. Ci sono cristiani che dicono: pastore, non sono soddisfatto del mio rapporto con Dio, ma sembra che mi manchi sempre qualcosa. Hai mai sentito questo? E specialmente negli ultimi tempi, quando ci stanno tagliando veramente le risorse vitali, domani forse c'è un altro lockdown, lo sapete, vero? E noi cominciamo ad andare in crisi. Il Signore dice: senti quella insoddisfazione, qualcosa che non va, qualcosa che sembra che ti manchi dentro, è perché ancora non mi hai visto faccia a faccia. E quelle persone che dicono: Signore, non voglio una vita cristiana così, non voglio una vita cristiana insoddisfacente. E il Signore dice: allora io devo fare una cosa con te, devo toglierti tutto quello su cui tu conti. Ed è interessante che Dio tocca nell'anca di Giacobbe, nella coscia di Giacobbe. Perché? Perché quelle gambe che lui aveva usato per 20 anni per scappare, era quello su cui lui contava. E il Signore dice: adesso io ti tolgo lo spirito di fuga e tu cominci a camminare con me. E nel momento in cui Dio ha toccato quell'anca, sapete che cosa ha dovuto fare per tutto il resto della vita Giacobbe? Appoggiarsi al bastone per camminare. È un messaggio potentissimo, gente. Perché? Perché noi possiamo contare tutta la vita sulle nostre risorse, intelligenza, forza fisica, capacità, finanze, tutto quello che noi abbiamo, ma il Signore dice: appoggiasi su di me, perché altrimenti io ti devo toccare nell'anca, ti devo toccare nelle cose su cui tu più conti, ti devo togliere quello su cui tu ti reggi. Ed è interessante una cosa, c'è una scala nel mondo spirituale, no? Dagli 0 ai 20 anni c'è il momento biologico in cui gli ormoni, no, sono quelli che comandano la vita della persona. Dai 20 ai 40 c'è il momento psicologico, ok? In cui la psiche, quando il corpo comincia già in qualche modo ad avere qualche défaillance, comincia a comandare un po' di più la psiche, l'anima. Dai 40 ai 60 c'è l'uomo spirituale, ok? Perché? Perché non puoi più tantissimo contare, e se tu vai oltre i 50 tu cominci a capire quello che sto dicendo. Quando tu vai in bagno, appoggi gli occhiali, poi cerchi gli occhiali, tu sai che cosa sto dicendo. Dici: dove sono gli occhiali? Li ho appena messi, però non mi ricordo dove li ho messi, 2 minuti fa. Non puoi contare più sulla memoria, allora cominci a contare di più sul bastone di Dio, sull'appoggio del Signore. E Dio dice: lascia le cose su cui tu conti, perché se tu vuoi la benedizione, io ti devo togliere tutto quello che conta per te. E la cosa interessante, gente, è che quando noi apprezziamo le cose, ditemi se non è vero che è questo, noi apprezziamo le cose quando ci mancano. E Dio ti dice: io ti do colazione tutti i giorni, un letto tutti i giorni, la TV tutti i giorni, un caldo tutti i giorni, un lavoro tutti i giorni, la scuola tutti i giorni, una famiglia tutti i giorni, ma possibile che se io non divento la cosa più importante per te, ti devo togliere questo? Perché Dio è geloso, l'ho detto tante volte, Dio è una fidanzata siciliana che è geloso di noi, lo dice in Esodo capitolo 20, io sono un Dio geloso. E quando c'è un Dio geloso dice: tu appartieni a me, io non voglio che tu guardi nessun altro. E Gesù ratifica questa cosa nel Nuovo Testamento e dice: chi ama padre e madre più di me non è degno di me. È vero o no?
Se voi non odiate i vostri familiari rispetto a me, è ovvio che Dio non insegna a odiare, ok? Sto dicendo questo. Ma l'amore per tutto quello che noi vogliamo deve sembrare odio rispetto a quello che Dio è per noi. Se no io non sono il suo discepolo. Chi non è con me è contro di me. E Giacobbe aveva un problema. E lui ha dovuto vedere Dio faccia a faccia per dire: Signore, nella mia vita mi manca qualcosa, benedicimi. E lui ha vinto. Sapete perché ha vinto? Perché io dico, e uso un'espressione un po' simpatica, lui ha preso Dio per la cravatta e gli ha detto: non ti mollo finché tu non mi benedici. Quando hai detto a Dio questa cosa? Signore, io voglio la tua benedizione, non me ne andrò di qua e tu non te ne andrai di qua finché non mi benedici. Ma per fare questo sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rinunciare a tutto il resto. Tu vuoi la benedizione di Dio? Sì? Io no. Perché io voglio il Dio delle benedizioni. Hai capito la differenza? Tu vuoi il Dio delle benedizioni? Pronti? Ok. Io voglio il Dio delle benedizioni. Giacobbe non aveva capito questo principio. Giacobbe voleva la benedizione, ma dall'inizio della sua storia lui doveva cominciare con il Dio delle benedizioni. E adesso lui era in ritardo di 20 anni, ma grazie a Dio io ho un Dio che ricicla tutta la nostra spazzatura, ok? Lui prende tutto il nostro passato, tutti i nostri errori, tutte le nostre difficoltà, tutte le nostre limitazioni, tutta la nostra angoscia, sofferenza e ne fa qualcosa di completamente nuovo. E grazie a Dio la storia di Giacobbe non finisce a Peniel, Dio faccia a faccia, finisce a El Betel. Adesso vedremo perché finisce El Betel, ok? Ultimo testo che noi studieremo quest'oggi, questa mattina. El Betel. La parola El Betel significa il Dio della casa di Dio. Guarda la differenza, è lo stesso luogo dove lui ha cominciato, ok? All'inizio lui l'ha chiamato Bet El, casa di Dio, e aveva unto che cosa? Una pietra. Adesso il protagonista non era più quella pietra, ma dice: questa è El Betel, il Dio della casa di Dio. Diverso. Dio era diventato il protagonista della sua vita, ok? E dice così questo testo. Dio disse a Giacobbe: alzati, va ad abitare a Betel, là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiate vestiti, partiamo, andiamo a Betel. Là farò un altare al Dio che mi esaurì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri ed erano nelle loro mani e degli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono e il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì, quando egli fuggiva davanti a suo fratello. La cosa interessante che succede, Dio adesso parla ogni giorno con Giacobbe, dopo il suo incontro personale con lui, ok? E una cosa che gli dice: adesso torna là del posto dove tu hai cominciato la tua avventura con me, ok? Quella bruttissima avventura dove tu mi hai considerato un mercato, un banchetto da mercato, dove tu dicevi tutti sì, ok? E adesso tu vai là e fai una cosa che non ha nessuna condizione, ossia tu mi adorerai, fai un altare là e cominci ad adorare come io veramente merito. E Giacobbe fa una cosa, Dio non gliel'aveva chiesto, ma lui capisce subito. Avete visto che cosa lui fa qua? Lui prende tutti gli idoli che c'erano nella sua casa, nella sua famiglia, li sotterra
E la parola di Dio dice che nel momento in cui lui fa questo, il terrore di Dio comincia a invadere tutte le nazioni circostanti. Voi provate a immaginare una piccola famiglia di cui tutti avevano paura. Tutti i popoli intorno avevano paura. Perché? Perché lui aveva seppellito gli idoli della sua vita. Allora io voglio fare un funerale questa mattina, ok? Vuoi farlo anche tu con me? Voglio fare il funerale ai nostri idoli. Però ti devo chiedere una cosa, non devi rispondere a me. Quali sono i tuoi idoli nascosti? Quali sono quelle cose che ti tengono legato a questa terra e che tu non vuoi mollare? Il tuo orgoglio? Le cose materiali? La tua famiglia? Perché noi a volte ammantiamo, no, il nostro amore per la famiglia come qualcosa di talmente bello che lo mettiamo al di sopra di Dio. E Dio a volte dice: dove sono io in questa famiglia? Neanche i tuoi figli, neanche i miei figli sono al di sopra di Dio. E se io non ho capito questo, ho ancora un idolo nel cuore e Dio non può lavorare con me. Allora io vorrei fare un funerale stamattina, perché questo uomo ha capito dopo tanti anni ha detto: ho capito quello che devo fare. Adesso Dio è il protagonista della mia vita e io non posso più avere niente a che fare con questi idoli. Taglio tutto, taglio nella mia famiglia perché così Dio mi benedirà. E la cosa interessante è appena lui ha fatto questo, è tornato a Betel e la cosa che lui ha fatto ha adorato, perché le due cose sono collegate. Quando io seppellisco gli idoli riesco ad adorare il Signore come Lui bisogna che sia adorato. Hai capito? Il mio cuore trabocca perché non c'è nient'altro dentro, perché il filtro è pulito, perché lo Spirito Santo può fluire e questo è camminare con lo Spirito. Ma se io non faccio questo, io non riuscirò a camminare per lo Spirito. Pastore, è tanto tempo che io non mi fermo e non sento veramente di adorare il Signore. Ok, facciamo il funerale. E io voglio farlo insieme a te questa mattina. Ok? Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di farci vedere che cosa è al di sopra di Dio nella nostra vita. E quando il Signore ti dirà: è questo che tu devi seppellire, è questo a cui tu devi rinunciare, è questa catena che tu devi spezzare, non possiamo esitare di farlo. Qualche tempo fa c'era una situazione, ho dovuto affrontare una situazione di una famiglia che aveva una profonda crisi matrimoniale tra di loro. E uno dei due di queste persone stava tradendo l'altro. E a un certo punto questa persona è venuta da me, mi ha detto: pastore, io ho questa situazione. Ho detto: la prima cosa che tu devi fare è quella di cancellare questo numero di telefono. Prima cosa che tu devi fare è questa. E poi non rispondere più alle chiamate di questa persona. E mentre questa persona apriva il telefono e stava quasi per cancellare, io vedevo questa battaglia spirituale che c'era tra lei e il diavolo, no? Il suo dito partiva per cancellare e poi tornava indietro e piangeva, e poi andava e poi piangeva e tornava indietro. E in quel momento ho detto: Signore, spezza questa catena, spezza questa catena. E nel momento in cui ho pregato così, questa persona è riuscita, perché lei ha seppellito un idolo. E la cosa interessante è che appena lei ha seppellito quest'idolo, la sua vita è cominciata a decollare, a cambiare. Perché? Perché lo Spirito Santo finalmente era libero di agire in lei e attraverso di lei. Siamo qua per consegnare la nostra vita a Cristo completamente. Dio non vuole
50, Dio non vuole 70, Dio non vuole 80, Dio vuole 100%. Pastore, sbaglierò ancora? Chiaro che sì. È ovvio. Viviamo nella carne, viviamo nel mondo, purtroppo qualche volta cadremo. Ma sempre noi dobbiamo tornare al Signore e quello che Lui vuole è che niente sia superiore all'amore che noi abbiamo per Lui. Se tu mi stai dicendo, pastore, il mio Dio, il mio Signore è al di sopra di ogni altra cosa, allora posso darti un parametro perché tu possa capire se è vero o no. Perché è interessante che noi diciamo che la nostra fede giustifica la salvezza, ma le nostre opere giustificano la nostra fede. Se io dico che credo, ma non opero, come dice l'Apostolo Giacomo, tutto questo è aria fritta. Ok? Vogliamo pregare insieme? Hai capito la parola di Dio questa mattina? Alza la mano se hai capito. Ok, grazie. Allora Dio sta facendo un appello con noi. Ha individuato i tuoi idoli? Ha individuato il tuo punto di rottura? Se sì, è il momento giusto per dire basta. Io voglio che il mio Dio sia al di sopra di ogni altra cosa. Preghiamo. Signore nostro Dio, e qua siamo nella tua presenza, Signore. E io ti chiedo nel nome di Gesù che questa mattina ci siano delle risurrezioni spirituali. Persone che cominciano a camminare con te, Signore, che rinunciano ai propri idoli, che rinunciano alle catene invisibili del nemico. Io ti chiedo, Signore, con la tua dolcezza, con il tuo amore, con la tua grazia, con la tua compassione, ci possa rialzare questa mattina. Vogliamo, Signore, fare questo funerale dei nostri idoli e sperimentare, Signore, tutto quello che tu hai in serbo per noi. Padre, quante benedizioni ci sono già stipate nel cielo per noi. E tante volte tu non puoi darcele perché noi te lo impediamo. Ma questo è un giorno di vittoria, un giorno di grazia. E io ti chiedo, Signore, che coloro che stanno decidendo di cambiare vita possano arrendersi completamente a te. Grazie ancora, Signore, perché la tua parola sono sicuro che farà la differenza. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Invito il gruppo di lode, per favore. E noi possiamo continuare ad adorare il nostro Dio con le nostre primizie, con le nostre decime, con le nostre offerte, col frutto di quello che Dio ci ha dato durante questo mese. Ricordiamoci di entrare sempre per la parte centrale e poi rientrare dalle corsie laterali, ok? Per favore, per mantenere le distanze di sicurezza. Alziamoci in piedi.
E per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Signor del Signore, che apri il mare, sei Dio di tutta la creazione. Tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, allontanati i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono. E per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Grazie Signore per ogni decima, ogni offerta, Signore, messa qui davanti. Padre, ti chiediamo di benedire questi soldi, Signore, per la crescita della tua Chiesa. Signore, grazie per ogni vita che ha donato, Signore, e benedice, Signore, le loro vite, le loro famiglie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Chiesa, buongiorno, non ci sono, da quello che io so, avvisi particolari, però è sempre bello fare un ripasso dei nostri impegni settimanali. Sono iniziati i gruppi di studio biblico e credo che tutti quanti vengano fatti online. Ci sono durante ogni giorno della settimana sparso un po'. Cercate un gruppo, informatevi, sono degli studi nuovi, brevi, ma è sempre bello dedicare quel tempo settimanale a esercitarci, a capire, a investigare, a confrontarci sulla parola del Signore. Ricordiamo gli impegni di preghiera. So che lunedì scorso sono state 3 sale, 30 persone, il Signore sta benedendo, e quando il popolo di Dio inizia a pregare, il Signore inizia a agire. È molto importante. Quindi abbiamo 2 importanti giorni per la preghiera. Lunedì online, so che il Pastor Caio lascia la password e l'ID perché si fa tramite Zoom, quindi ognuno può scaricare sul proprio computer, telefono. Se hai bisogno di informazione, il Pastor Sandro, Esther sono disponibili per aiutarvi. È importante perché il Signore inizierà a agire. Una chiesa di preghiera è quello che abbiamo sempre chiesto, no? L'altro importante incontro di preghiera in presenza, finché ce lo permettono, è il giovedì alle 8. Giovedì alle 8 si riunisce a Treviso, a Belluno, a Conegliano. E, ovviamente non è il 22, ma giovedì della prossima settimana. Non so qual è il ministero che gestirà la riunione, quello delle coppie, scusate. È solo la data che è sbagliata, ma il ministero. Anche questo incontro, per chi può, ovviamente, trovarsi insieme e pregare. Giovedì scorso è stato un momento che abbiamo pregato per gli uomini della Chiesa, per gli uomini della nostra famiglia. Abbiamo fatto un lungo periodo di intercessione anche per i malati, coloro che stanno passando difficoltà. Se ti interessa, se hai dei motivi di preghiera, Esther è sempre qua a disposizione per dare l'informazione. Ricordandoci che l'ultimo incontro che il Pastor Mario ci ha comunicato è il 31, stanno organizzando un grosso incontro di evangelizzazione a Verona, fatto dai giovani, penso mirato non solo per i giovani. Se ti interessa, se vuoi partecipare, pregare soprattutto, il Pastor Mario è a disposizione, mandagli un messaggino e vi darà le informazioni, ok? Ok, possiamo alzarci in piedi per concludere il nostro culto. E preghiamo che il Signore possa farci camminare con Lui questa settimana, ok? Signore nostro Dio, ti ringraziamo perché, Padre, nella Tua presenza tante cose nella nostra mente, nel nostro cuore trovano ordine. E adesso, Signore, che affronteremo un'altra settimana, forse, Signore, una settimana difficile per causa del lockdown, Padre, la prima cosa che io ti chiedo è di guidare le nostre autorità civili
Preghiamo per loro, Signore. Non sappiamo da cosa sono guidate, ma sappiamo che noi abbiamo un Dio sovrano al di sopra di tutto questo. Signore, abbi cura delle singole famiglie della tua Chiesa, affinché, Signore, possiamo, se verrà questa chiusura, noi possiamo continuare a confidare in Te, in ogni cosa. E veramente, Signore, come abbiamo meditato stamattina, noi non vogliamo solo le benedizioni di Dio, ma vogliamo anche il Dio delle benedizioni. E adesso, Signore, che noi torneremo alle nostre case e avremo una settimana piena di impegni, di sfide, ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana.